Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro dei serafini, ci rende il Signore degni della fiamma di perfetta carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste dei cherubini, voglia il Signore darci grazia di abbandonare la vita del peccato e correre in quella della cristiana perfezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del Sacro Coro dei Troni, infonde il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste e delle dominazioni, ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro delle potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro dell'ammirabile virtù celeste, non permette il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste dei principati, riempi a Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celesti degli arcangeli, ci concede il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste di tutti gli angeli, si degni il Signore di concederci di essere da esse custoditi nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un Padre nostro a San Michele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una a San Gabriele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una a San Raffaele.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E una al nostro angelo custode. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Prega per noi, San Michele Arcangelo, affinché saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudisci. Cristo esaudisci. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. San Michele Arcangelo, prega per noi. San Michele Principe dei Serafini, prega per noi. San Michele Ambasciatore del Signore Dio di Israele, prega per noi. San Michele Assessore della Santissima Trinità, prega per noi. San Michele Preposito del Paradiso, prega per noi. San Michele Chiarissima Stella dell'Ordine Angelico, prega per noi. San Michele Mediatore delle Divine Grazie, prega per noi. San Michele Sole Splendidissimo di Carità, prega per noi. San Michele Primo Modello di Umiltà, prega per noi. San Michele Esempio di Mansuetudine, prega per noi. San Michele Prima Fiamma di Ardentissimo Zelo, prega per noi. San Michele Degno di Ammirazione, prega per noi. San Michele Degno di Venerazione, prega per noi. San Michele Degno di Lode, prega per noi. San Michele Ministro della Divina Clemenza, prega per noi. San Michele Duce Fortissimo, prega per noi. San Michele Consolatore degli Sfiduciati, prega per noi. San Michele Angelo di Pace, prega per noi. San Michele Consolatore dei Malati, prega per noi. San Michele Guida degli Erranti, prega per noi. San Michele Sostegno di coloro che sperano, prega per noi. San Michele Custode di chi ha fede, prega per noi. San Michele Protettore della Chiesa, prega per noi. San Michele Dispensatore generoso, prega per noi. San Michele Rifugio dei poveri, prega per noi. San Michele Sollievo degli oppressi, prega per noi. San Michele Vincitore dei demoni, prega per noi. San Michele Nostra Fortezza, prega per noi. San Michele Nostro Rifugio, prega per noi. San Michele Nostro Difensore, prega per noi. San Michele Duce degli Angeli, prega per noi. San Michele Conforto dei Patriarchi, prega per noi. San Michele Guida dei Profeti, prega per noi. San Michele Guida degli Apostoli, prega per noi. San Michele Sollievo dei Martiri, prega per noi. San Michele Letizia dei Confessori, prega per noi. San Michele Custode delle Vergini, prega per noi. San Michele Onore di tutti i santi, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Prega per noi, San Michele Arcangelo. affinché saremo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci protegga sempre in ogni luogo, ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. Novena in onore di San Michele Arcangelo. Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nostri nemici, visibili e invisibili, e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele tirannia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloriosissimi principe delle celeste milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù suo Figlio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O glorioso Arcangelo San Michele, protettore della Chiesa universale e patrono nostro singolarissimo, noi umilmente imploriamo il tuo potente patrocinio. Concedi salute agli infermi, fecondità al nostro lavoro, pace fra le nazioni, unità alla Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Beatissimo Michele, Principe di Dio, affinché saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, onnipotente ed eterno Dio, che nella tua somma bontà assegnasti in modo mirabile l'Arcangelo Michele come gloriosissimo Principe della Chiesa, per la salvezza degli uomini. Concedi che con il suo salvifico aiuto meritiamo di essere efficacemente difesi di fronte a tutti i nemici, in modo che al momento della nostra morte possiamo essere liberati dal peccato e presentarci alla tua eccelsa beatissima maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che vai in cerca della pecorella smarrita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, buon pastore, che dà la vita per le tue pecore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che verrai nell'ultimo giorno come giudice per separare le pecore dai capri, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascole erbose mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. mi guida per il giusto cammino,
a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore, il mio pastore, sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e li conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore le seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capivano di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, non vi nascondo che è brutto parlare ai banchi. Lo so, siamo vicini lo stesso, siamo vicini innanzitutto con la preghiera, siamo vicini
con le intenzioni, siamo vicini grazie anche alla tecnologia, a coloro che prestano questo servizio. Ma in tutto ciò siamo giunti alla quarta domenica di Pasqua, chiamata appunto Domenica del Buon Pastore. Io sono il Buon Pastore. Nella pericope evangelica che abbiamo appena ascoltato, Gesù parla del vero e del falso pastore. Il vero pastore entra attraverso la porta e chiama le pecore per nome, ed esse riconoscono la voce del pastore. Noi, cristiani moderni, noi, cristiani del 2020, sappiamo veramente riconoscere la voce del pastore buono e bello? Oppure soltanto quando abbiamo bisogno, quando siamo sconfitti dalla paura? Il falso pastore non tratta con amore le pecore, ma ruba, uccide e distrugge. Gesù si definisce porta delle pecore. Bisogna stare attenti alle porte che ci circondano. Ci sono porte, ci sono portoni, ci sono porticine. Qui richiede la libertà del cuore. Solo chi ha un cuore libero sa bussare alla vera porta che è Cristo. Al versetto 9 recita così: Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. Guardate adesso che bella questa parte del versetto che dice: entrerà e uscirà e troverà pascolo. Che bello, no? Entrare e uscire senza nessuna paura, senza nessun turbamento. È come se sentirsi a casa. Ecco, io quando vado a casa da mamma entro, esco, apro il frigorifero, mi siedo sul divano, faccio quello che voglio, mi sento a casa. E la stessa cosa è quello che ci dice Gesù. Entrerà e uscirà. Si entra e si esce dal cuore di Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la quarta domenica è anche la domenica dedicata all'evocazione al sacerdozio, per qualsiasi vocazione, ma in modo particolare si prega per coloro che desiderano consacrare la sua vita a Dio. Preghiamo per tutte le vocazioni che ci sono nella Santa Chiesa. Preghiamo per tutti coloro che hanno già consacrato la loro vita a Dio. Preghiamo per il nostro parroco. Vi chiedo in questa domenica del Buon Pastore di pregare per me e per Don Giuseppe, che da poco abbiamo consacrato la nostra vita al pastore, vero e bello, al pastore delle nostre anime. Preghiamo per i diaconi, preghiamo per i nostri seminaristi del Pontificio Seminario Teologico San Pio X, un luogo a me e a Don Giuseppe e anche al nostro parroco Don Serafino, un luogo così caro, che ci ha dato tanto. Preghiamo per coloro che guidano i nostri giovani verso il sacerdozio, per il nostro Rettore, per tutta l'equipe e per i nostri padri spirituali. E in tutto questo ci aiuti Lui, che in questi giorni stiamo venendo qui ai Suoi piedi, ai piedi del Suo Santo Altare, per dirgli ancora una volta il nostro sì al nostro Santo Patrono San Michele Arcangelo. Aiutaci Tu,
principe delle milizie celesti, a saper scegliere nella nostra vita la vera porta, che è Cristo, non le porte che ci conducono alla perdizione, ci conducono al male. All'esterno sembrano dei portoni bellissimi, poi li apri e c'è il burrone. No, principe, nostro patrono, aiutaci tu veramente a saper scegliere nella nostra vita la vera porta, che è Cristo. Al nostro Signore Gesù Cristo, al quale sia la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore risorto è il buon pastore che ci raccoglie nella sua Chiesa. Solo in Lui possiamo trovare pace e gioia. Confidando nel suo aiuto, preghiamo il nostro Padre Celeste. Diciamo con fiducia: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché con le loro parole e azioni siano fedeli imitatori dell'Eterno Pastore, pronti a donare la vita per il gregge loro affidato, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per tutti coloro che sono a servizio dei fratelli nella comunità civile, perché le loro azioni siano sempre ispirate e sostenute dalla fede del Signore risorto, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per coloro che sono destinatari di una speciale chiamata alla sequela del Signore, perché rispondono con docilità alla vocazione che hanno ricevuto per l'edificazione del Regno, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per tutti i malati, i poveri, gli afflitti, perché non si lascino vincere dalla tristezza e dallo sconforto, ma per la fede e la solidarietà dei fratelli sentano che Dio non li abbandona, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per noi qui presenti, perché facciamo risuonare nella nostra vita la voce del buon pastore e troviamo in Lui la forza per vincere la seduzione degli idoli del mondo, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. O Padre, che in Cristo ci hai offerto il modello del vero pastore, pronto a dare la vita per le sue pecorelle,
fa che ascoltiamo la sua voce per seguirlo con docilità nel cammino che ci porta all'ingresso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, della nostra sorella Lucia e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, tua la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che siete presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Porterai
Preghiamo. Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che è redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Domani, domenica, celebreremo normalmente la messa alle 10:30 come tutte le domeniche. Poi domani sera alle 7 la novena a San Michele, come stiamo facendo in queste sere, quindi la corona angelica, i versetti e poi la messa. Tutte e due le celebrazioni li potete seguire da casa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve